Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, capire il contesto. Perché questo titolo un po' roboante? Perché mi sono reso conto che molte persone fanno dei copia e incolla sui social, ma non si sono resi conto ancora in che bel bicchierino d'acqua siamo messi. Bene, però prima di questo, prima di spiegare questa pillolina, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri favolosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano, coadiuvati da grandissimo Midas, tengono un percorso esoterico gratuito, a lunedì sera alle 20:30, mi raccomando. In più alle 21 ogni sera il Legare Marietto Veneziano e un gruppo di fantastici maghi in erba costruiscono un muro eterico intorno all'Italia a livello vibrazionale, bene, di difesa chiaramente. Bene, parliamo un po' di questo contesto, perché la gente secondo me non ha ancora messo a fuoco bene la nostra situazione a livello globale com'è. E questo perché si vede sempre di più, perché gironzolando nei social ho visto alcuni video che in un certo senso non denigravano le forze dell'ordine, ma insomma, e non ne mettevano alla berlina, ma insomma con questi copia e incolla non si capiva bene dove volevano parare, diciamo così. Allora, prima di tutto dobbiamo sempre avere rispetto delle nostre forze dell'ordine, dalla benemerita alla polizia, all'esercito e ai nostri governanti. Perché? Perché, ve l'ho già spiegato in altre pillole, il commercio mondiale viaggia su dei binari. Questi binari sono sull'acqua. Questi binari che sono sull'acqua sono detenuti dagli Stati Uniti, cioè praticamente ogni passaggio di merce che arriva in Italia e in Europa o in giro per il mondo passa dei binari marittimi, e questi sono controllati dall'esercito degli Stati Uniti con le portaerei. Quindi se, come si suol dire, gli Stati Uniti decidono che una nazione deve tornare nel Medioevo, praticamente semplicemente gli bloccano le merci che dalla Cina, dall'India o dagli Stati Uniti dal Sud America vanno in quello stato lì. Quindi praticamente il fatto di essere rivoluzionari o di destra e sinistra in ogni stato è funzionale al fatto che gli Stati Uniti danno questa libertà di avere delle merci, delle materie prime per fare evolvere quelle nazioni. Quindi quando noi diciamo che vogliamo fare le rivoluzioni, che siamo sottomessi di qua e di là, noi cari amici abbiamo perso tutte le guerre che potevamo perdere e siamo diventati la quinta nazione economica e industriale nel 1990. Gli altri stati che le hanno vinte le guerre dopo la seconda guerra mondiale erano i propri cittadini che avevano combattuto, erano nei campi di concentramento, quelli dell'est. Quindi voi dovete capire che grande lavoro hanno fatto i nostri politici e anche i nostri, come si suol dire, governanti e anche industriali e anche le forze dell'ordine, chiaramente. E sto parlando sia dei carabinieri che della polizia che dell'esercito e tutto quello, servizi segreti e i maghi, esoteristi e tutti quelli che hanno collaborato a dare questa ricchezza. Quindi quando vedete sul social queste persone che copiano e incollano materiale divulgativo negativo verso le nostre forze dell'ordine, è una vergogna per tutti, perché noi in questo momento siamo sotto attacco vibrazionale che in questo caso qua si è espresso a livello materiale con questo coronavirus. Quindi le nostre forze dell'ordine stanno facendo di tutto perché in questa gabbietta di griceti noi possiamo vivere una vita decente e non torniamo nel Medioevo come altri stati che voi vedete nei TG. Allora, riprendendo questo, il vostro marietto vuole anche prendere un'altra, come si dice, un'altra pillola da dire, ne metto due in una. Cioè ho notato che alcuni moderatori mi invitano nei loro gruppi. In questi gruppi c'è come si suol dire, un vogliamoci bene, un copia e incolla, gente che non crea niente di divulgativo, ma è tutto praticamente un copia e incolla di quello che ha detto l'amico dell'amico dell'amico dell'amico. Se invitate il vostro marietto veneziano, no, e siete moderatori, voi dovete capire che io sono un divulgatore e non copio e incollo, metto dei prodotti fatti dal vostro marietto veneziano o da Hildegarda. Quindi se mi invitate dovete essere consci che io metterò sicuramente del mio materiale, perché io non vengo a sentire idiozie
copiate e incollate da altre persone. Quindi evitate di farmi perdere tempo a invitarmi in gruppi che non creano niente, ma sono solamente degli specchi dello specchio, dello specchio, dello specchio, e che non dici niente, e anzi peggio e anche magari nocivo. Quindi quando invitate il vostro marito veneziano e siete dei moderatori, lasciate stare se non volete che io metta del materiale divulgativo in ordine, cioè il mio. Bene, cari amici, detto questo, vi chiedo di non linkare questi video che proprio sono delle porcherie, che denigrano le nostre forze dell'ordine, che in questo momento sono sotto pressione e stanno dando il massimo per fare in modo che anche gli operatori sanitari possano lavorare nel modo migliore. Cari amici, stiamo attenti a non diventare servi e schiavi del nemico, quando in realtà la nostra nazione è sotto attacco. Questo me l'ha detto anche un ministro 20 anni fa alla domanda del vostro marietto, un ministro che mi era venuto a trovare 20 anni fa, che davanti al pubblico su TG andava a parlare di perizoma per difendersi, ma che in realtà sua figlia e loro, con la loro forza industriale, avevano creato una struttura esoterica di maghi importanti che stavano difendendo la struttura italiana. Alla mia domanda chi sono i nostri nemici, questo ministro mi ha detto tutti. Quindi se tutti sono i nostri nemici, noi dobbiamo restare uniti, perché se non restiamo uniti insieme periremo singolarmente. Quindi, cari amici, non fatevi trascinare dall'ignoranza, perché l'ignoranza è il peccato mortale. Bene, detto questo, il vostro maledetto vi saluta. Alla prossima, ciao.